Quindi un po' quando faceva piccola, insomma. Sì, sì. Ah, ma giusto, si viene a fumare, no? Sì. Passano via questi libri, guarda che sì, no, adesso no, però pare che Veniva tipo la canzone. va bene così, ma sei anche dentro in tre visuali adesso. Cos'è che ti accende quello? Così. Ti usi un grandangolo adesso? No, questo non è caldino, non è grandangolo. Io dico che il grandangolo è naturale, nel senso che la facciamo così aperto.
Pierandrea Cappelletto al palco, gentilmente. Pierandrea al palco, grazie. Questo può essere un non di così, potremmo arrivarci? Quasi. Dai, che l'altro pezzettino. No, più che altro qua sarebbe sta roba qua, però va bene. Ah, va bene. Dove ti metti? Un angolo? Eh sì, questo angolo.
Buongiorno a tutti e benvenuti alla 30ª edizione del campionato Veneto Musici e Sbandieratori. Oggi sabato 2 maggio si sfideranno gli assoluti, ovvero gli atleti over 16, mentre domani vedremo il 30° campionato Veneto Giovanili Musici e Sbandieratori, dove si sfideranno gli atleti under 16. Possiamo quindi iniziare con la cerimonia di apertura. Entreranno ora quindi tutti i vari gruppi partecipanti a questa 30ª edizione del campionato Veneto, accompagnati dalle varie contrade noalesi. Fa il suo ingresso il gagliardetto dei nobili Tempesta con il signor Meladusio Tempesta, avogaro del vescovo di Treviso e signore di Noale. Accogliamo con un applauso la contrada della Bastia e la contrada della Cerva che accompagnano i musici e gli sbandieratori Tempesta, Noale e APS. Il gruppo Musici e Sbandieratori Tempesta nasce nel 2012 nella realtà del Palio di Noale. Accanto agli sbandieratori il gruppo Musici si compone principalmente di strumenti storici come il tamburo medievale e la chiarina e, pur nella sua dimensione agonistica, pone al centro del proprio operato la crescita dei giovani in un ambiente sano e condiviso. La contrada del Drago ora accompagna il gruppo storico Megagliadino San Vitale. Il gruppo storico di Megliadino San Vitale nasce nel 1978 come ente partecipante al palio di 10 comuni del Montagnanese. Dalla sua nascita il gruppo si è evoluto, strutturandosi in varie sezioni. Ancora oggi partecipa a varie sfilate storiche e ai campionati veneti. La contrada del Gatto accompagna i musici e gli sbandieratori arquatesi. Il gruppo Musici e Sbandieratori Arquatesi nasce nel 1989 all'interno del Palio degli Occhi, rievocazione storico-medievale di Arquaco Lesine. Nel 1992 il gruppo entra a far parte della FISB e inizia un percorso intenso agonistico. Negli anni partecipa a numerose tensioni e tornei, ottenendo importanti premi sia a livello regionale che nazionale. La contrada San Giorgio e la contrada di San Giovanni accompagnano i musici e gli sbandieratori di Borgo Veneto. Il gruppo Musici e Sbandieratori Borgo Veneto è il risultato dell'unione di 3 storici gruppi del territorio: i Cavalieri del Santo di Megliadino San Fidenzio, il gruppo storico Musici e Sbandieratori e Figuranti di Saletto e l'associazione Musici e Sbandieratori di Santa Margherita d'Adige. I gruppi originari protagonisti del Palio hanno saputo crescere portando il fascino della musica e della bandiera nelle piazze d'Italia ed Europa. La contrada di Sant'Urbano accompagna i musici e gli sbandieratori Città Murata. Il gruppo nasce nel 1981, nella manifestazione del Palio dei 10 comuni del Montagnanese. Nel giro di pochi anni riesce a imporsi a livello regionale e nazionale per quanto riguarda le manifestazioni culturali e folcloristiche. Attualmente il gruppo conta 58 atleti circa, compresi vari under 16. Ecco tutti schierati quindi qua i vari gruppi che parteciperanno a questa giornata di campionato. Facciamo a tutti un grandissimo applauso di incoraggiamento. E lasciamo ora la parola ai saluti istituzionali. Passiamo la parola al vice sindaco della città di Noale, Claudio Manente, e al consigliere Francesco De Marchi. Grazie mille. Allora, oggi diamo inizio in questa bellissima giornata al campionato Musici Sbandieratori.
Associazione Musici Sbandieratori Tempesta Noale, in collaborazione con la Federazione Italiana Sbandieratori, il Comune di Noale e l'Associazione Palio di Noale, è lieta di dare inizio nella splendida cornice di Piazza Castello ai campionati veneti, musici e sbandieratori. 30ª edizione Campionato Veneto Assoluti, 13° Campionato Veneto Giovanili. Le competizioni si svolgeranno nelle categorie under esordienti, giovanili, under 15 e assoluti, nelle specialità singolo, coppia, squadra, piccola squadra, grande squadra sbandieratori e grande squadra musici. Non sarà solo un campionato, ma 2 intere giornate, oggi e domani, all'insegna del divertimento e della passione che unisce musici e sbandieratori. Le gare si terranno da qui a poco, sino alle 22 di questa sera, e domani dalle ore 10 sino alle ore 17. Ricordo a tutti i presenti nel mese di giugno il bellissimo Palio di Noale. Concludo con un grazie di cuore da parte mia, da parte dell'amministrazione, da parte del consigliere Francesco De Marchi qui presente accanto a me, e a tutti coloro che si sono adoperati per la realizzazione di questo bellissimo evento. Grazie ancora, passo la parola al consigliere De Marchi. Buongiorno a tutti e benvenuti. Io, in qualità di delegato agli eventi, posso solamente dire di essere orgoglioso che la gara del campionato veneto degli sbandieratori, musici e sbandieratori, si svolga a Noale. Un ringraziamento particolare a tutti gli organizzatori e grazie di cuore. Grazie a Claudio Manente e Francesco De Marchi in rappresentanza dell'amministrazione comunale di Noale. Invitiamo quindi ora i vari gagliardetti dei gruppi, delle contrade e del gruppo storico Tempesta a lasciare la piazza, ma prima di questo diamo lettura del comunicato federale. La Federazione Italiana Sbandieratori comunica che il 30° campionato veneto è un torneo federale e quindi si svolge nel rispetto dei regolamenti vigenti. Per questo motivo si richiamano tutti i partecipanti, atleti, dirigenti, membri del gruppo, giudici gare e spettatori a mantenere un comportamento rientrante nei canoni della correttezza, della lealtà, della sportività, nel rispetto degli avversari e degli organi federali. La Federazione, ritenendo questi principi fondamentali, ricorda che ogni comportamento atto ad offenderli sarà severamente punito. Può quindi iniziare ufficialmente il campionato. Come dicevo, invitiamo pure i gagliardetti con un applauso a uscire dall'area di gare e invitiamo qui invece presso il palco dei giudici i responsabili dei vari gruppi. Un grazie anche ai giudici che si adoperano per giudicare questa manifestazione. Grazie, quindi attendiamo appunto qui i responsabili dei vari gruppi al palco dei giudici e a breve inizieremo come da programma con le prime esibizioni. Ciao Bobby! Sì, come sei? Ti cani incastrati sotto strada adesso. Via caldente.
È mio. I giudici ci dicono che siamo pronti, quindi possiamo iniziare con l'esibizione della prima specialità, ovvero quella dei singoli assoluti. Invitiamo quindi ad entrare in campo gara degli sbandieratori arcoatesi Diego Fenza e nel frattempo si prepari sempre degli sbandieratori arcoatesi Riccardo Tovo.
vediamo quando finisce. Entri in campo gara del gruppo sbandieratori arcoatesi Riccardo Tovo e si prepari ad entrare del gruppo sbandieratori Tempesta Paolo Longo. Si prepari ed entri già in campo gare di Borgo Veneto Riccardo Stevanin e nel frattempo si prepari sempre di Borgo Veneto Giacomo Fornasiero.
Entri in campo gara di Borgo Veneto Giacomo Fornasiero e si prepari ad entrare del gruppo sbandieratori Tempesta Giacomo Casson. No, perché se mi dimentico alla fine. Devi stopparlo. Sto in piedi o sto giù? In piedi, non lo fanno appoggiare. Entri ora in campo gara del gruppo Tempesta Giacomo Casson e si prepari nel frattempo del gruppo Città Murata Nicolò Chiodi.
vi rubo la colonna 3 minuti, intanto dovete no, se ci fosse stata appoggiata lei mi sarebbe fatto da questo che sono di ne approfittato. Sì, nascosto. Ah, qui non mi è stato un piacere. Un piacere, è stato un piacere. È quello della sera. Che fai il video tu, Tomà? Il video, Tomà? Io lo faccio da un'altra angolazione. Mi giro così. Entri in campo gara della città murata Nicolò Chiodi e si prepari ad entrare di Megliadino San Vitale Mattia Martinelli. No, ma era appoggiato lui. Non vuole nessuno. Cos'è? Palle. Tua moglie? Entri in campo gare di Megliadino San Vitale Mattia Martinelli e si prepari del gruppo sbandieratori Tempesta Elisabetta Grossa.
Entri in campo gara del gruppo Tempesta Elisabetta Grossa. Si concludono così le esibizioni per quanto riguarda la specialità singolo assoluti. A breve inizieranno anche le esibizioni delle coppie assoluti, inizieranno alle 17, quindi se volete potete prendere una piccola pausa, ci rivediamo più o meno fra un quarto d'ora qui. Intanto grazie a tutti per essere stati con noi. Vi invitiamo ad andare al chiosco che si trova in piazzetta del Maestro qui alle nostre spalle e vi ricordiamo che la gelateria da Simone ha creato il gusto Tempesta appositamente per l'evento.
Vai fighe nehmen. Grazie. Grazie.
Stiamo per riprendere con il programma della giornata, quindi chiediamo gentilmente di lasciare libera l'area del campo di gara. Nel frattempo invitiamo tutti quanti, oltre che a recarsi al chiosco, a tornare qua in piazza perché fra qualche minuto inizieremo con le nuove esibizioni. Nello specifico sarà il momento delle esibizioni delle coppie assoluti, quindi fra qualche minuto riprendono le gare.
se non voglio fare qualcosa di buono. Ah, speriamo dai. Già che vedo che ti attivo me, provo a mettermi qua con me. Con un telefono sul letto, però dai. Ma mica si è solo riscaldato perché si è messo caldo. Purtroppo